Buongiorno cari amici di Marietto Veneziano e benvenuti anche oggi nel mio canale. Oggi vedremo alla domanda se lui si farà vivo le nostre sibille chiacchierine cosa ci diranno. Adesso noi faremo 3 bei mazzettini e voi vi dovete concentrare sul mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3 alla domanda se lui si farà vivo. Bene, mischiamo le nostre sibille. Pensiamo intensamente se lui si farà vivo e facciamo i nostri 3 mazzettini. Ecco, 3 mazzettini. La domanda è, concentratevi bene, se lui si farà vivo. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Ripeto, mazzetto numero 3, mazzetto numero 2, mazzetto numero 1. Alla domanda precisa se lui si farà vivo. Concentratevi, eventualmente fermate anche il video, rilassatevi, mettetevi in un posto tranquillo, seduti e pensate alla domanda se lui si farà vivo, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3 e scegliete con calma. Bene cari amici, adesso iniziamo. Mazzetto numero 1, alla domanda se lui si farà vivo. Militare, vecchia signora, la riunione, Belvedere, Costanza. Vediamoli di nuovo assieme. Militare, vecchia signora, la riunione, Belvedere, Costanza. Qui cosa vediamo? Vediamo che il personaggio con cui voi, il signore che voi state pensando, è un tipo che ha dei segreti molto impegnato, molto duro, molto fermo nelle sue idee, che però ha dei segreti verso di voi. Sa e vede in voi una persona molto stabile, molto sicura, che gli dà molta sicurezza, insomma. Vorrebbe sicuramente riunirsi con voi. Voi avete delle grandi speranze, ma anche lui ha delle grandi speranze con voi e vede in voi una grande costanza. Quindi io vedo in questa prima stesa che, partendo con Militare, che lui è un personaggio con dei segreti, però vede in voi una persona stabile, punta molto a riunirsi a voi, perché vede in voi della costanza e vede in voi che lo state aspettando. Quindi nel primo mazzetto questo personaggio, questo signore, questo lui sicuramente si farà vivo, perché in voi crede molto, cioè nella vostra costanza, nella vostra stabilità. Lui punta molto a rincontrarvi perché capisce che voi lo state aspettando. Sì, nel primo mazzetto vedo che c'è una grandissima possibilità che lui si farà vivo molto presto. Bene, vediamo il secondo mazzetto. Fedeltà, viaggio, malinconia, ladro e conversazione. Vediamoli di nuovo ancora insieme. Fedeltà, viaggio, malinconia, ladro e conversazione. Qui vedo subito che lui cerca in voi la fedeltà. Lui sa che voi siete fedeli, anche se lui è un tipo che cambia un po', vi ha portato un po' di malinconia e voi pensate che ci sia qualcun altro che ve lo voglia rubare, però alla fine c'è gioia e serenità. Quindi tutto sommato, partendo da fedeltà e chiudendo con conversazione, tutto quello che è in mezzo sta lavorando per il fatto che lui possa tornare. Lui vi cerca, vi desidera, sì. Quindi si farà vivo, sì, anche se è un tipo un pochettino che gli piace i cambiamenti di posizione. Voi state un po' in attesa, siete un po' malinconiche, avete perso la felicità, la sicurezza e pensate che ci sia qualcuno che possa portare un cambiamento, ma alla fine ci sarà una gioia, una serenità, un ritorno, quindi non dovete aver paura perché è un tipo che punta alla fedeltà, anche se dà l'impressione di essere un tipo che cambia posizione. Quindi tutto punta al fatto che lui si farà vivo, sì. E anche il secondo mazzetto le carte remavano a favore che lui si faccia vivo. Vediamo il terzo mazzetto. Terzo mazzetto, apertura con fortuna, falsità, artista, disgrazia e domestico. Rivediamolo insieme, cari amici. Fortuna, falsità, artista, disgrazia e domestico.
Voi siete una persona fortunata, però circondata un po' alcune volte da personaggi un pochettino double face. Però questo tizio che voi sperate che si faccia vivo non è detto che sia falso del tutto, perché è anche una persona molto intelligente. Vedo qui che è un artista, che è una persona di grande pensiero, grandi profondità, grandi sentimenti. Attenzione, perché qui abbiamo una disgrazia, abbiamo qualcosa, un incidente, qualcosa che potrebbe frenare questo ritorno, però partendo da fortuna e chiudendo con una persona di fiducia, domestico, che è sempre qualcuno che ci dà una mano nei momenti no, il domestico è sempre quello fedele, giovane, non curante dei colpi di vento, perché lui fa il suo lavoro e stop. Quindi io vedo che tutto quello che è in mezzo potrà essere scavalcato, perché siete una persona fortunata. E quindi tutto quello che è in mezzo, le falsità, le disgrazie che potrebbero remare contro, non faranno niente, anche perché il tizio si vede che è un tipo molto intelligente, molto, che sa capire le cose con una profondità diversa dalle persone normali. Quindi anche nel terzo mazzetto si vede che la fortuna in questo caso qui sta remando dalla vostra parte, e non dovete aver paura di qualsiasi tipo di incidente che si potrebbe produrre in questo riavvicinamento. Certo, sarà una cosa impegnativa, però ci sarà. Bene, cari amici e amiche, anche per oggi abbiamo visto le nostre sibille interattive del vostro marietto veneziano. Vediamo, riprendiamo un po' un sunto. Nel primo mazzetto abbiamo visto che c'è Costanza Belvedere, riunione militare e vecchia signora, quindi buono, abbiamo visto che la situazione non è male. Nel secondo mazzetto abbiamo visto fedeltà, viaggio, conversazione, ladro e malinconia, anche qui c'è grande possibilità. E nel terzo mazzetto abbiamo visto domestico, disgrazia, artista, fortuna e falsità. E quindi tutti e tre i mazzetti stanno a indicare che il lavoro che state facendo è nella direzione buona, corretta, e si vedranno dei frutti. Bene, cari amici, anche per oggi il vostro marietto veneziano vi ha dato le vostre sibille interattive. Vi chiedo di iscrivervi al canale del marietto di Ildegata e di venirci a trovare nei nostri gruppi di Facebook o di Telegram. Grazie e alla prossima, ciao.